mezz'ora prima del culto hanno già pregato perché oggi lo Spirito di Dio si manifesti in mezzo a noi e si manifesti potentemente, ma in questo momento io voglio invitare te personalmente a pregare Dio. Se oggi non hai ancora messo questo culto nelle mani di Dio, fallo in questo momento, perché io credo che il Signore possa darti una speranza questa sera. Credo che il Signore possa darti una parola di consolazione questa sera, una parola di incoraggiamento, una parola di forza. Credo che la presenza dello Spirito Santo possa entrare dentro di te e farti provare qualcosa di nuovo questa sera. Per questo prega in questo momento il Signore, prega in questo momento il nostro Gesù, che oggi venga a visitare il tuo cuore. Padre, nel nome di Gesù siamo qua, Signore, questa sera a adorarti, Signore, a darti ogni onore, a dare tutto ciò, Signore, che abbiamo di meglio per donare a te, Signore. Io ti chiedo, Padre, che tu possa scendere su questa casa, in questo tempio, Signore, questa sera, visitare ogni persona che è qua presente e ogni famiglia che qua oggi è rappresentata, Signore. Metti la tua mano su di noi, che le benedizioni, che la tua presenza, che il tuo Spirito possano farci visita. Che questa sera, Signore, possa essere una sera diversa dalle altre, Signore. Forse abbiamo passato una settimana in mezzo alle tribolazioni, forse abbiamo passato una settimana in mezzo a tristezze, in mezzo a dubbi, ma noi sappiamo che oggi qua tu sei la nostra certezza, oggi qua tu sei la nostra forza, e per questo, Signore, noi vogliamo dedicare questo culto a te e chiediamo, Signore, che la tua presenza sia su di noi questa sera. Nel nome di Gesù, Padre, benedici questo culto, benedici la tua Chiesa. Amen. Possiamo fare un applauso al Signore? Allora, adesso canteremo una canzone che piacciono tanto ai bambini, quindi voglio vedere i bambini tutti in piedi. Dove sono i bambini? Quindi chi non canterà porterò il microfono e dovrà cantare sul microfono. Scherzo. Però voglio vedere tutti voi adorando il Signore. Amen? Amen, Amen, bambini? Amen, adoriamo il Signore. Storia vuole scrivere, io avanti andrò perché mi fido di te. In mezzo al cammino devo piangere, non ritornerò, non ritornerò. Cantiamo dall'inizio, cantiamo dall'inizio. Una nuova storia, io avanti andrò perché mi fido di te. Si in mezzo al cammino, si in mezzo al cammino devo piangere. Dichiari forte, non ritornerò, non ritornerò perché tu sei con me. Tornerò perché tu sei con me. Allora ballerò, allora griderò, allora salterò, mi proseguirò, adorabile.
seguirò ad ora di re. Noi ti adoriamo, Signore. Alleluia, alleluia. Spirito Santo, alleluia. Amém. Amém. Amém? Alleluias. Alleluias. Questa canzone che noi canteremo adesso parla così: non temo le onde della tempesta. Noi abbiamo appena cantato che Dio ha una nuova storia per noi, ma non vuol dire che in questa storia che Dio ha per noi non passeremo per le tempeste. Ma quindi quando le tempeste arriveranno, tu dirai: non temo perché Gesù è con me. Gesù vai oltre l'impossibile. Gesù arriva oltre l'impossibile. Forse per te una tempesta, un'onda è troppo grande, ma tu dici: con Gesù io posso superare ogni cosa, io posso andare oltre l'impossibile. Ti invito ad adorare il Signore insieme a noi con questa canzone. Io credo nel Dio dell'impossibile. Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo. Posso andare oltre col tuo potere. In te cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suono della voce. Non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso
porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile, in te non c'è limite, io tutto posso, l'inferno trema al suono della tua voce. Perché io so che tu sei con me, Signore. Padre, eu non so quello che sta vivendo la tua chiesa in questo momento, ma se qualcuno vede una tempesta, vede un'onda più grande di quello che si possa immaginare, e lui pensa che in questo momento non può uscire, Signore, io intercedo in questo momento per questa situazione, Padre. Io intercedo per questa situazione perché il Signore va oltre ciò che noi vediamo. Il Signore va oltre ciò che noi conosciamo. La mente umana non può arrivare, Signore, alla grandezza del tuo nome, Padre. Padre, io intercedo oggi, Signore, per le persone, Signore, che vedono, Signore, a montanha alzarsi davanti a loro, onde grandi, Signore, che loro non vedono più uscita, Padre. Signore, che oggi, Signore, la fede loro possa essere aumentata, Signore, e che loro possano vedere oltre l'impossibile, Signore. Io credo, Signore, che questa canzone è una parola, Signore, per qualcuno che sta vivendo, Signore, questo. E il Signore sta dicendo, tu puoi guardare oltre, perché io sono, non c'ho limiti per il mio potere, non c'è limiti per il mio potere, non c'è limiti per il mio potere. Tu puoi cantare ancora una volta, e non temo le onde. Tempesta, la tua voce calma il mare, la paura, vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me, non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me.
io sono tuo, vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tuo, fuoco nei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Chiaro, io sono tuo. Io sono tuo, vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tuo, fuoco nei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, il fuoco nei tuoi occhi mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Io ho ancora fame, Chiari questo. c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare,
fuoco nei occhi, fuoco nei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Io ho ancora fame, C'è ancora della legna. vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni, A bruciare, vieni a bruciare. Vieni a... Dichiara: io ho ancora fame. Io ho ancora fame. c'è ancora della legna, vieni a bruciare. Dichiara questo sulla tua vita: io ho ancora fame. Io ho ancora fame, Non più morte. c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Vieni a bruciare. Vieni a bruciare. Spirito Santo.
fiamma dello Spirito Santo che venga a bruciare dentro di noi, che venga a ardere dentro di noi, che venga a darci forza, che venga a darci coraggio. La parola di Dio ci dice che Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ci ha dato uno spirito di forza, ci ha dato uno spirito di forza. Puoi ripetere con me: Dio mi ha dato uno spirito di forza. Ancora, Dio mi ha dato uno spirito di forza. È questo spirito che è presente qua questa sera, è questo spirito che brucia dentro di te, è questo lo spirito che Dio ti ha dato, è uno spirito che Dio vuole che tu porti fino all'estremità della terra, è uno spirito che Dio vuole che tu usi, è uno spirito che Dio vuole che si possa usare di te, che lo Spirito Santo venga a bruciare, ad ardere in noi, perché finché c'è fuoco, finché c'è legna, lo Spirito Santo può fare di noi una cosa nuova e attraverso di noi può fare cose nuove su questa terra. Che lo Spirito Santo di Dio, come abbiamo dichiarato, possa bruciare dentro di noi. Amen. 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 Io vi chiedo di sedervi qualche minuto e poi continueremo ad adorare il nostro Signore. Abbiamo pochi avvisi per questa settimana. Prima di tutto voglio dare l'avviso di domani. Domani ci sarà il nostro incontro dei teens al lago, il nostro incontro insieme, quindi tutti i teens sono invitati domani alle 10 al lago di Garda per partecipare a questo incontro. Se ancora i tuoi genitori non sono convinti di portarti, in questo momento hai la possibilità di prendere l'attenzione dei tuoi genitori e dire: guardate che domani c'è l'incontro dei teens, portatemi a questo incontro perché voglio proprio vedere quello che mi aspetta in questa bella giornata al lago insieme ai miei amici e insieme allo Spirito Santo. Quindi domani pomeriggio alle ore 10, domani mattina scusate, alle ore 10 incontro al lago di Garda per i teens. Dopodiché vi chiedo di spegnere un attimo le luci. Facciamo passare il nostro video. Ok, incontro Fusion, abbiamo già passato questo video e più andremo avanti con le settimane, più avremo novità su questo incontro di teens e di giovani. Non ci sono altri avvisi questa settimana perché la settimana prossima non faremo il culto in casa perché, come ormai tutti quanti dovrete ben sapere, mercoledì al posto del culto in casa avremo l'incontro in chiesa, incontro aperto a tutti voi che avete voglia di mettere quei pannelli lassù, tutti voi che avete questo desiderio che vi brucia dentro il cuore, voglio venire a mettere una vite sul tetto, siete benvenuti mercoledì alle ore 8:30, 9 di mattina, penso più o meno questo sarà l'orario, giusto 8:30, 9, no? Per venire, quando io e te verremo qua prima, lo so, ma gli altri che ci aspettano che già arriviamo col furgone, potete arrivare verso le 8:30, 9, già qualcuno mi ha confermato che ci sarà, se c'è qualcun altro che vuole venire a darci una mano, saremo qua mercoledì e giovedì sicuramente, dalla mattina fino a quando riusciremo a stare in piedi per finire questo lavoro. Forse saremo qua anche venerdì, ancora non è sicuro, speriamo di no, ma dipende quanto lo Spirito Santo rinnoverà le nostre forze ogni giorno per finire il nostro bellissimo tetto che vedremo tutti quanti sabato prossimo in nome di Gesù. Quindi per la settimana prossima altre programmazioni come il calcio con proposito, come il culto in casa sono state cancellate perché saremo qua a fare questi lavori, ok?
Penso che non ci siano altri avvisi. Possiamo ritornare in piedi, facciamo una preghiera per le nostre decime, per le nostre offerte, per tutto ciò che oggi il Signore ha messo nel nostro cuore di portare, e poi adoriamo ancora un po' al Signore con tutto il nostro cuore. In questo momento io ti invito a prendere il meglio che Dio ha messo nel tuo cuore di portare alla sua casa, e che questa offerta possa essere usata al meglio per l'opera del Signore, ma allo stesso tempo che Dio possa venire a ricompensare ogni nostra casa, che Dio possa venire a mandare le sue benedizioni su ogni famiglia qua rappresentata, non facendo mancare mai niente nelle nostre case, e soprattutto portando ogni giorno la sua presenza in mezzo a noi. Padre, in questo momento, Signore, vogliamo consacrare a Te le nostre decime, le nostre offerte, questa forma di adorazione che oggi noi vogliamo portare a Te. Io ti chiedo, Signore, che possa salire a Te come un profumo di odore soave a Te gradito, Signore. E ti chiedo anche, Signore, che questo nostro meglio che oggi noi portiamo alla Tua casa, che portiamo con gioia e con felicità, possa avere un riscontro nelle nostre vite. Io ti chiedo, Signore, che come Tu ci hai promesso possa aprire le cascate dei cieli e riversare su di noi le Tue benedizioni, ma ancora di più, Signore, che la Tua presenza e il Tuo Spirito non vengano a mancare nelle nostre case. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, egli viene, ti aspettiamo. Amen. Possiamo passare in questo momento all'ora attesa della parola. Io ti invito a sederti e a pregare perché lo Spirito Santo possa portare una parola ai nostri cuori, possa portare una parola alle nostre vite. Signore, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, io ti prego perché questo momento, Dio, non sia un semplice momento in cui noi verremo a conoscere di più di Te, di più della Tua parola, ma che ciò che hai preparato oggi per i nostri cuori possa essere qualcosa che cambi le nostre vite, possa essere un'ispirazione per noi, possa essere una fonte per desiderare qualcosa di più e qualcosa di nuovo della nostra vita spirituale. Sappiamo che c'è una grande eredità e tante benedizioni per la nostra vita, e per questo, Signore, io ti chiedo che Tu possa venire oggi a toccare i nostri cuori, a preparare un terreno fertile, Signore, dove la Tua parola possa cadere e fare molto frutto. Io ti prego per questo, Signore, ti prego perché Tu possa purificare la vita mia, la vita dell'Andrea, perché in questo momento, Signore, noi possiamo essere dei vasi, dei canali, degli strumenti, Signore, utili per il Tuo uso, Signore, che possa essere Tu a parlare attraverso di noi e non noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie. Possiamo accendere le luci? Grazie.
anche quelle del salone. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Marco. Al capitolo 10. Marcos capítulo 10. Prima di leggere questo testo che andremo a leggere insieme, voglio però lasciarvi un altro versetto Antes de ler esse texto que nós vamos ler juntos, eu quero deixar outro versículo che possiamo definire come il testo aureo, il testo d'oro della nostra predicazione di oggi. nós queremos definir como texto de ouro da nossa pregação de hoje. Anche se il testo che poi andremo a esaminare sarà quello di Marco 10, Depois nós examinaremos o texto de Marcos 10. il versetto con cui partiremo O versículo que nós vamos ler è un versetto che ha grande importanza é um versículo que tem grande importância all'interno della nostra vita dentro da nossa vida e che è al centro e que é no centro della predicazione di oggi. da pregação de hoje. Leggerò dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, versetto 24, che dice così. Allora Matteo capitolo 6, versetto 21, che dice così. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Chi parla in italiano può ripetere con me. Quem fala em italiano pode repetir comigo? Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Chi parla in portoghese può ripetere con Andrea. Quem fala em português pode repetir comigo? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amen. L'argomento di cui parleremo oggi è un O argumento que nós falaremos hoje é um argomento fondamentale argumento fundamental per tutti noi para todos nós che oggi ci definiamo cristiani. que hoje nós nos definimos cristãos. Essere cristiani Ser cristãos significa essere seguaci di Cristo significa sermos seguidores de Cristo. e per ogni seguace di Cristo E para cada seguidor de Cristo è fondamentale é fundamental interiorizar e vivere e viver ciò di cui oggi parleremo. tudo aquilo que nós falaremos hoje. Per questo vi ho chiesto di aprire le Bibbie Marco 10. Por isso eu pedi para vocês abrirem a Bíblia em Marcos 10. Leggeremo dal versetto 17 in avanti. Nós vamos ler no versículo 17 em diante. Io leggerò nella versione riveduta del 2006, poi l'Andrea leggerà nell'Almeida del secolo XXI in portoghese. Lui Riveduta 2006 e eu na versão Almeida de 2021. Dice così, Marco 10 dal 17 in avanti. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù allora, guardatolo, l'amò e gli disse: una cosa ti manca. Vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli era tristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio.
I discepoli si stupirono di quelle sue parole e Gesù replicò loro: figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi, sempre più stupiti, dicevano tra loro: chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini questo è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Pietro gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E Gesù rispose: in verità ti dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figlio o campi a causa mia e a causa del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto di case, di fratelli, di sorelle, di madri, di figli, di campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Amém. Vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 30. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho a ninguém, não enganarás. Honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos seus discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus? Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou-lhes a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo vindouro a vida eterna. Amen. Prima di proseguire, non vorrei dimenticarmi, è già successo anche la settimana scorsa. Antes de prosseguir, não queria me esquecer. Aconteceu já semana passada. Voglio presentare i visitanti di oggi. Quero apresentar os visitantes de hoje. Oggi sono con noi, ma non sono nuovi, João, insieme a sua figlia Nicole. Hoje estão conosco João e Nicole. E c'è con noi anche Daniele. Está também nos visitando Daniele. È un fratello italiano. É um irmão italiano. Mi spiace Daniele, sentirai una predica tradotta oggi. Desculpa porque você vai ouvir uma pregação traduzida hoje. Ma spero che lo Spirito Santo possa parlare ugualmente al tuo cuore. Espero que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Cosa può dire la Chiesa ai nostri O visitanti? que a igreja pode dizer aos visitantes? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nostro desiderio, Nosso desejo, sempre per i nostri visitanti, sempre para os nossos visitantes, come per tutti noi che veniamo qua, como para todos nós que viemos aqui, è che lo Spirito Santo é que o Espírito Santo, che stiamo sentendo qua dentro nós sentimos hoje aqui, possa accompagnarci alle nostre case, possa nos acompanhe nas nossas casas, restare con noi in questa settimana ficar com a gente nessa semana e, se possibile, e, se possível, cambiare la nostra vita. mudar a nossa vida. Amen. Amém? Bene,
Avete capito tutti la lettura di oggi? Vocês entenderam todos a leitura de hoje? È un testo abbastanza conosciuto della parola, É um texto muito conhecido na palavra, sempre conosciuto come sempre conhecido como la storia del giovane ricco, a história do jovem rico. ma voglio andare a capire Mas eu quero entender, chi era questo giovane ricco di questa parola. eu queria entender quem é esse jovem rico nessa palavra. Perché non so se ve ne siete accorti, Mas não sei se vocês entenderam. forse sulla vostra Bibbia Talvez na tua Bíblia, il paragrafo comincia col titolo Il giovane ricco, o parágrafo começa com o título Jovem Rico, ma in questa storia mas nessa história non si parla di un giovane. não se fala de um jovem rico. Qua nel Vangelo di Marco Aqui no Evangelho de Marcos, leggiamo semplicemente un tale, una persona qualsiasi. no Evangelho de Marcos nós lemos um tal, uma pessoa qualquer. Se noi vogliamo trovare la parola giovane, Se nós queremos achar a palavra jovem, dobbiamo andare a leggere questa stessa storia nós temos que ler essa mesma história nel Vangelo di Matteo. no Evangelho de Mateus. Quindi nel Vangelo di Matteo Então, no Evangelho de Mateus, il protagonista di questa storia o protagonista dessa história è un giovane ricco. é um jovem rico. Nel Vangelo di No Marco Evangelho de Marcos, è un tale ricco. é um tal rico. Ma nel Vangelo di Luca Mas no Evangelho de Lucas, tutto si fa più interessante, tudo se faz mais interessante. perché nel Vangelo di Luca Porque no Evangelho de Lucas, non si parla di un giovane não se fala de um jovem e neanche di un tale. e nem aqui de um tal. Nel Vangelo di Luca No Evangelho de il Lucas, protagonista di o questa storia protagonista dessa história è uno dei capi della sinagoga. é um dos chefes da sinagoga. Pensate, Pensem, uno dei capi della sinagoga. um dos chefes da sinagoga. Perché è importante capire che questa persona è uno dei capi della sinagoga, Porque é importante entender que esse era um dos chefes da sinagoga. oltre che essere un giovane ricco? Oltre que esse era um jovem rico. Perché come capo della sinagoga, Porque como como chefe da sinagoga, questo ragazzo esse rapaz viveva la religiosità giudaica. vivia a religiosidade judaica. La religione A religião, per lui para ele, era molto importante. era muito importante. Che cos'è la religione? O que é a religião? La religione A religião si distingue se distingue in base alla forma con cui noi viviamo le cose. em base à forma em que nós vivemos as coisas. Per questo giovane ricco, Por isso, o jovem rico, la forma a forma contava più della sostanza, contava mais do que a substância, dell'essenza. a essência, contava mais do que a essência. E noi vediamo questo, Nós vemos isso, perché vediamo all'inizio della storia porque nós vemos no início da história che Gesù sta passeggiando per la città que Jesus está passeando pela cidade e questo giovane e esse jovem va verso di lui caminha em direção a ele e si inginocchia davanti e a se lui. ajoelha diante dele. Vediamo subito quanto per questo giovane è importante la forma. E nós vemos para quanto esse jovem é importante o modo. E dopo essersi inginocchiato E davanti a depois lui, de se ajoelhar diante dele, onora Gesù ele honra Jesus. dicendo maestro buono. Diz: Maestro bom, mestre bom. E Gesù gli risponde, E Jesus responde: perché mi chiami buono? Por que você me chama bom? Solo uno è buono. Só um é bom. Per chi vive la religione, Porque vive a religião, la forma a forma. è più importante che l'essenza. Para quem vive a religião, a forma é mais importante do que a essência. E questo giovane E esse jovem viveva la religione. vivia a religião. Ho visto un video in questi giorni di un pastore Eu vi um vídeo nesses dias de um pastor che dice tu sai di essere religioso que dizia assim: Você sabe se você é religioso quando tu, quando você, prima del culto, antes do culto, passi più tempo davanti allo specchio a prepararti passe mais tempo na frente do espelho a se preparar, di quanto tempo passi in camera tua pregando. de quanto tempo você passa no teu quarto orando. Ovvero la preparazione della forma A preparação da forma è più importante della preparazione della sostanza. é mais importante do que a preparação da essência. In questo modo tu capisci se sei religioso. Neste modo, você pode entender se você é religioso. Non ti chiederò quanto tempo hai passato allo specchio oggi prima di venire al culto. Eu não quero te perguntar quanto tempo você passou na frente do espelho antes de vir para o culto. E soprattutto non ti chiederò quanto hai pregato prima di venire al culto. E não vou te perguntar quanto você orou para vir aqui. Ma Mas, sapete tutti,
Ma sapete tutti Mas vocês sabem todos che alle 7:30 que às 7h30 c'è la nostra sala di intercessione tem a nossa per chi sala de vuole. intercessão. Quindi se non pregate a casa prima del culto, Então, se vocês não oram em casa antes do culto, venite mezz'ora prima del culto, venham meia hora antes do culto, che c'è modo di pregare qua, que tem um modo de orar. per non essere religiosi, Para não ser religioso, ma per vivere una vita cristiana di sostanza mas para viver uma vida cristã de substância, e non solo di forma. não só de modo. Ma un'altra cosa che la religione prevede Mas uma outra coisa que a religião prevê e che questo giovane viveva é que esse jovem vivia è che per ottenere la salvezza é que para obter a salvação c'è bisogno di fare opere. era preciso fazer obras. La religione prevede A religião previa che per ottenere la salvezza que para obter a salvação ci sia bisogno di opere. precisa de obras. E per questo, E por isso, quando Gesù gli dice, quando Jesus disse: tu segui i comandamenti, "Você segue os comandamentos?", lui dice sì, ele diz sim. fino da quando ero giovane Desde quando eu era pequeno, io seguo i comandamenti. eu sigo os comandamentos. Onoro il padre e la madre, Honro meu pai e minha mãe. non do falsa testimonianza, Faço testemunho. faccio tutte le cose fatte bene. Faço todas as coisas feitas bem. Ma pensate com'è interessante. Mas pensem como é interessante. Gesù va proprio a toccare in questo. Jesus vai próprio tocar nisso. Anche se Gesù sa Mesmo que Jesus sabe che per avere la salvezza que para ter a salvação non c'è bisogno di opere. não precisamos de obras. Gesù va proprio a toccare nelle opere del giovane ricco Jesus vai tocar próprio nas obras do jovem rico, per fargli capire para que ele entenda quanto lontano è dalla salvezza. quão longe ele está da salvação. Perché Por quê? dovrebbe essere un peso così grande Deveria ser um peso tão grande tutta questa storia per il giovane ricco? toda essa história para o jovem rico. Ovvero, Gesù dice al giovane ricco: Jesus diz ao jovem rico: vai, vai, vendi tutto quello che hai vende tudo aquilo que você tem e poi seguimi. e depois me segue. Perché questa frase Porque essa frase ha avuto un peso così grande nella vita del giovane ricco? teve um peso tão grande na vida do jovem rico. Perché per lui doveva essere così difficile Porque para ele poderia ser assim tão difícil vendere tutto quello che aveva. vender tudo aquilo que ele tinha. La storia ce lo dice, A história nos diz, perché lui aveva molti beni. porque ele tinha muitos bens. Infatti si chiama il giovane ricco. Ele se chama o jovem rico. Ma voglio farti riflettere su una cosa. Mas eu quero te fazer você refletir sobre algo. Per te quanto sarebbe facile Para você, quanto seria fácil vendere tutto quello che hai vender tudo aquilo que você tem per seguire Gesù? para seguir Jesus? Per te quanto sarebbe facile Para você, quanto seria fácil vendere tutto quello che hai? vender tudo aquilo que você tem? È vero, forse tu non sei ricco quanto il giovane è ricco, Talvez você não seja rico como o jovem o rico, forse sì, ou talvez sim. ma quanto per te sarebbe facile dare via tutto quello che hai? Mas quanto para você seria fácil dar tudo aquilo que você tem? Sapete, ho già predicato tante volte su questo, Eu já preguei várias vezes sobre isso, ma Dio sa mas Deus sabe quanto i soldi sono importanti per noi, quanto que o dinheiro é importante para nós. quanti soldi Quando o dinheiro occupano un posto nella nostra vita, ele ocupa um espaço na nossa vida, nel nostro cuore. no nosso coração. Pensate che Dio Pensem que Deus non si è mai paragonato ad altri dei. nunca se comparou a outros deuses. Dio non si è mai paragonato a Baal, un dio cananeo dell'Antico Testamento. Deus nunca se comparou a Baal, um deus cananeu do Antigo Testamento. Dio non si è mai paragonato a Zeus, Deus nunca se comparou a Zeus, con Thor, Thor, con Buddha, com Buda, con nessuna di queste divinità. com nenhuma dessas divindades. Perché Dio sa Porque Deus sabe che nessuna di queste divinità que nenhuma dessas divindades può prendere un posto nel nostro cuore pode tomar um lugar no nosso coração pari a quello che Dio può prendere. igual aquilo que Deus pode ter. L'unica divinità A única divindade con cui Dio si è comparato em que Deus se comparou in questo senso neste senso è Mammona. é Mamon.
Mammona è la divinità che rappresenta il denaro. Mamão é uma divindade que representa o dinheiro. Tanto che Gesù dice, Tanto que Jesus diz, non puoi dividere l'adorazione não pode dividir a adoração tra Dio e Mammona. entre Deus e Mamão. Perché? Por quê? Perché la divinità del denaro Porque a divindade do dinheiro è l'unica divinità é a única divindade che può occupare nel nostro cuore que pode ocupar no nosso coração uno spazio tanto grande um espaço tão grande come quello che Dio può occupare. como aquele que Deus pode ocupar. Adesso possiamo fare tanti discorsi da brave persone. Agora nós podemos fazer tantos discursos de pessoas boas. A me non interessano i soldi, A mim não interessa o dinheiro. io venderei tutto, Eu venderia tudo. ma voglio vedere se veramente saremo in grado di fare questo. Eu queria ver, mas realmente nós seríamos capazes de fazer isso. Tanto che pensate, no, pensate che Dio, Tanto pensem que Deus, Jesus, quando fa una parabola per farci capire che cos'è il regno dei cieli, quando ele faz uma parábola para que nós entendamos o que é o reino dos céus, lo paragona a un tesoro, ele compara um tesouro, no, un tesoro nascosto. a um tesouro escondido. Perché? Por quê? Perché Dio sa Porque Deus sabe quanto un tesoro, quanto um tesouro, quanto i soldi quanto o dinheiro possono essere importanti per noi. podem ser importantes para nós. Allora ti dice, guarda che il regno dei cieli Então ele diz, olha que o reino dos céus è paragonabile a un tesoro. é comparado a um tesouro. Se Gesù abitasse nel secolo XXI, Se Jesus habitasse no século 21, ti direbbe, te diria, il regno dei cieli o reino dos céus è paragonabile é paragonável al primo premio del Superenalotto. ao primeiro prêmio da loteria, Mega Sena. Farebbe così, no? Qualcosa, un premio in soldi inesplicabile. Ele compararia algo um dinheiro inexplicável, 60 miliardi di euro. 60 milhões de euros. Perché Dio sa Porque Deus sabe quanto i soldi quanto o dinheiro possono prendere parte nel nostro cuore. possam tomar lugar no nosso coração. Perché pensate che Dio Pensem que Deus si era allegrato così tanto se alegrou tanto quando Abramo, quando Abraão, dopo aver vinto tante battaglie contro dei re, depois que ele venceu tantas batalhas contra os reis, disse così: disse assim: il 10%, e os 10%, la decima o dízimo di questo tesoro che ho vinto da questi re, do tesouro que eu venci desses reis, io lo darò a Dio. eu vou dar para Deus. Io credo che si sia rallegrato quando poi anche Giacobbe Eu creio que ele também se alegrou quando Jacó ha fatto la stessa promessa a fez a Dio, mesma promessa a Deus, dando a Dio il 10%, la decima dando para Deus o dízimo di ogni sua rendita, di ogni suo possedimento. de todas as suas coisas. Questo diventò poi anche una legge, no? Isso se tornou uma lei. Deus Disse a Mosè disse a Moisés che i figli di Israele que os filhos de Israel avrebbero dovuto dare la decima teriam que dar o dízimo di tutto ciò che avevano de tudo aquilo que eles tinham a Dio. a Deus. Questa promessa viene poi rimarcata nel libro di Malachia, Essa promessa vem marcada de novo no livro de in Malaquias, quel versetto che in molti conoscono molto bene, no versículo que todos nós conhecemos muito bem. chi è credente da tanti anni Quem é crente há tantos anos conosce a memoria Malachia 3:10. conhece a memória Malaquias 3:10. Portate tutte le decime alla casa del tesoro Tragam todos os dízimos à casa dos e tesouros. vedrete se non vi ricompenserò in questo. E vocês verão que se não vos recompensarei. E aprirò le finestre del cielo, le cataratte del cielo, Eu vou abrir as portas dos céus e as cataratas do céu. e verserò su di voi tante benedizioni che non avrete dove riporle. E derramarei sobre vocês tantas bênçãos que vocês vão ter onde colocar. Secondo voi perché Dio Segundo vocês, porque Deus non ha chiesto não pediu al suo popolo ao seu povo di donargli il 10% de del dar suo a décima, o dízimo, di dare il 10% del suo tempo de dar o 10% do seu tempo, o il 10% dei suoi vestiti ou 10% dos seus vestidos, das suas roupas, o il 10% di quello che hanno in frigo da mangiare. ou 10% daquilo que você tem no seu freezer de comer.
Dio ha detto date la decima dello stipendio praticamente, Deus disse, dê em dízimo do teu salário. perché quando vai a toccare i soldi, Porque quando você toca no dinheiro, le persone as pessoas, fanno un po' più fatica. elas não conseguem. I soldi O dinheiro sono qualcosa che occupa un grande posto nel nostro cuore. é algo que ocupa tanto lugar no nosso coração. Come per il giovane ricco, Como para o jovem rico, così anche per noi. assim também para nós. Ma questa parola Mas essa palavra non ci parla semplicemente não nos fala somente di una rinuncia per quanto riguarda l'ambito economico, l'ambito finanziario. não nos fala somente de uma renúncia na nossa parte financeira. Questa parola Essa palavra ci parla di una rinuncia nos fala de uma renúncia più a livello generale. a nível general. Io e Andrea abbiamo conversato su questa parola in casa Nós falamos sobre essa palavra em casa e in questo momento e neste momento io lascio a lei eu deixo para ela continuare a ministrare questa parola ai vostri cuori. continuar a ministrar essa palavra do seu coração. Amém? Quando Henrico me disse Quando Enrico mi ha detto que queria ministrar sobre a palavra do jovem rico, che voleva ministrare sulla parola del giovane ricco, e eu disse que essa é uma palavra que me fala muito sobre renúncia. Sobre renúncia. io ho detto che questa è una parola che mi parla molto su rinuncia. E renúncia é digamos, das minhas partes preferidas para pregar. Rinuncia è una parola delle mie preferite su cui predicare. E quindi quando ele começou E quindi quando lui ha cominciato, a falar, eu já comecei a pensar sobre renúncia. quando ho cominciato a parlare, io ho già cominciato a pensare su rinuncia. Jesus, quando pediu ao jovem rico de vender, Gesù, quando ha chiesto al giovane ricco di vendere, ele estava falando de renúncia. lui stava parlando di rinuncia. E o quão difícil é E quanto è difficile nós renunciarmos. noi rinunciare. Parece fácil. Parece fácil. Sembra facile, Mas quando o Senhor vai pedir para nós renunciarmos, ma quando il Signore ci chiede di rinunciare, assim como ele pediu para o jovem rico, così come ha chiesto al giovane ricco, ele não vai pedir alguma coisa que nós não nos importamos. lui non ci chiederà qualcosa di cui non ci importa. Ele vai pedir algo que sabe que tem o nosso coração. Lui ci chiederà qualcosa che sa che è dentro il nostro cuore. Renúncia para mim é muito coligado com amor. Rinuncia per me è una parola molto collegata all'amore. Eu que sou mãe, Io che sono madre, quando eu tive meu filho, quando ho avuto mio figlio, meu primeiro filho, il mio primo figlio, antes de ter meu filho, ancora prima di avere mio figlio, eu podia ir em todos os lugares que eu queria, io potevo andare in ogni luogo che volevo, voltar a hora que eu quisesse, tornare all'ora che volevo, e eu não tinha nenhuma preocupação. non avevo nessuna preoccupazione. Mas quando meu filho nasceu, Ma quando mio figlio è nato, muitas coisas mudaram. molte cose sono cambiate. Você que é mãe, você sabe disso. Tu che sei madre sai di questo. E por amor ao meu filho, E per amore a mio figlio, porque não tem outra explicação, perché non c'è un'altra é por spiegazione, amor aos nossos filhos è per amore ai nostri que figli nós renunciamos tantas coisas. che noi rinunciamo a tante cose. Nós renunciamos ao tempo, Noi rinunciamo al tempo, nós renunciamos de comprar coisas para nós, noi rinunciamo a comprare cose per noi, nós renunciamos às vezes um sonho que nós tínhamos noi rinunciamo a sogni che avevamo para o bem dos nossos filhos. per il bene dei nostri figli. Nós renunciamos. Quantas mães me entendem quando a gente sai para comprar alguma coisa? Quante madri mi intendono di quando noi usciamo a comprare qualcosa, Nós não compramos mais nada para a gente, noi non compriamo mai niente per noi, mas para os nossos filhos. ma per i nostri figli. O amor que nós provamos para os nossos filhos L'amore che noi proviamo per i nostri figli nos faz renunciar ci fa rinunciare automaticamente, automaticamente, sem perceber senza percepirlo, tantas coisas. di tante cose. Por isso que eu comparo a renúncia ao amor. Per questo comparo la rinuncia all'amore. Quanto mais você ama a Deus, Quanto più tu ami Dio, mais fácil vai ser você renunciar a algo. più è facile rinunciare a qualcosa. Quanto mais o teu nível de amor por Deus,
quanto più il tuo livello di amore per Dio, mais fácil você vai se distanciar de algo que Deus pediu. più è facile distanziarti da qualcosa che Dio ti ha chiesto. Talvez Deus te pediu para você largar o namorado. Forse Dio ti ha chiesto di allontanarti dal fidanzato. Deus não vai pedir isso para todo mundo, Dio non chiede questo a tutte le persone, mas Deus vai pedir para você porque isso te está deixando longe da presença dele. ma forse l'ha chiesto a te perché il fidanzato ti lasciava lontano dalla sua presenza. Para cada um de nós, Per ognuno di noi Deus vai pedir algo. Dio chiede qualcosa. Deus vai pedir algo que tem o nosso coração. Dio chiede qualcosa che c'è dentro il nostro E eu queria cuore. te deixar uma pergunta nessa noite. E io voglio lasciarti una domanda questa sera. O que tem o seu coração? Che cosa c'è nel tuo cuore? O que tem o seu coração? Che cosa c'è nel tuo cuore? Você veio de longe? Tu vieni da lontano? Você veio do Brasil como eu? Alcuni di voi vengono dal Brasile come me E nós pensamos que nós chegamos aqui para ganhar algo. e noi pensiamo che noi siamo venuti qua in Italia per guadagnare anime. Poveri nós. Poveri noi. Nós pensamos que nós chegamos aqui para sermos ricos. Noi pensavamo che saremmo venuti qua per essere ricchi. Vou juntar dinheiro e vou voltar para o Brasil. Io prenderò tanti soldi da portare in Brasile, Vou comprar 2 casas comprerò 2 case e vou mostrar para todo mundo as minhas casas novas. e mostrerò a tutti quanti le mie case nuove. Eu tô aqui há 19 anos Io sono qua da 19 anni, e não tenho nenhuma casa. non ho nessuna casa, Porque nós viemos para cá com um pensamento perché noi veniamo qua con un pensiero, que nós vamos ganhar, che noi guadagneremo. mas não. Ma no, As experiências que vocês viveram no Brasil, le esperienze che avete vissuto in Brasile, aquilo que vocês acham que é pouco que vocês têm nas mãos, quello che voi pensate che è poco, che voi avete in mano, na Itália é ouro. in Italia è oro. As poucas experiências que vocês viveram, disse, eu não sei fazer nada para Deus. Le esperienze che avete avuto, quando oggi dite io non so fare niente per Dio, Isso é ouro aqui neste país. questo è oro qua in questo paese. Isso é ouro aqui neste país. Qui è oro qua in questo paese. Então, muitas das vezes, Quindi molte volte nós noi chegamos aqui arriviamo qua e pensa, e pensiamo, finalmente finalmente cheguei em um lugar sono arrivati in un onde luogo mana leite e mel. dove c'è latte e miele, Mas nós chegamos aqui ma noi arriviamo qua e sono gigantes para derrubar. e ci sono giganti da distruggere. Jesus diz assim: Gesù ha detto così: vocês vão pegar essa terra voi prenderete questa terra lutando. lottando. E você pensa, eu lutei tanto para chegar até aqui. E você pensa, eu lutei tanto para chegar até aqui. E voi pensate, ho lottato tanto per venire fino qua. E eu já era o momento de eu viver o melhor de Deus na minha vida. Questo è il momento in cui posso vivere il meglio di Dio per la mia vita. Mas Deus traz. Ma Dio porta E aí tu sonhos, e i tuoi sogni muitas delle volte sono rotti. Muitas vezes são quebrados. molte volte sono rotti. E Deus pede para você E Dio ti chiede, abandonar os seus sonhos abbandoni i tuoi sogni e se dedicar e dedicati a algo que Ele tem para vocês. a ciò che Lui ha per te. Algo que Ele tem, a história que Ele tem para La vocês. storia che Lui ha per te. Não a história que vocês pensaram que viveriam neste lugar. Non è solamente ciò che voi pensavate che avreste vissuto in questo luogo, Mas a história que Ele escreveu para vocês. ma sono le storie che Lui ha scritto per voi. Vocês vieram com pouco nas mãos. Voi siete venuti con poco in mano, Mas Jesus diz para vocês ma Gesù ha detto a voi, renunciar rinunciare os 5 pães ai 5 e pani 2 peixinhos e 2 pesciolini para que Ele faça um milagre nessa nação. affinché Lui possa fare un miracolo in Para que questa Ele faça um nazione, milagre nessa nação. perché Lui faccia un miracolo in questa Nós nazione. chegamos com pouco nas mãos. Noi siamo arrivati con poco in E mano nós dizemos para Deus, isso não é nada. e noi diciamo a Dio questo non è niente, Mas Deus diz, ma Dio dice, assim como essa nação acolheu vocês, così come questa nazione vi ha accolto, vocês têm que acolher essa nação. voi dovete accogliere questa E nazione. eu trouxe vocês, Io vi ho portati não para viver os sonhos de vocês, non per vivere i vostri sogni, mas para que vivam os sonhos de Deus para essa nação. ma affinché viviate i sogni di Dio per questa nazione. Então você chegou aqui Quindi tu sei venuto qua e pensa que não tem que renunciar a nada. e pensavi di non dover rinunciare a niente, Mas Jesus diz, ma Gesù dice, eu trouxe
Io vi ho portati com o pouco que você tem. col poco che voi avevate. Porque com o pouco que você tem, Perché con il poco che voi eu avevate posso fazer grandes coisas. io posso fare grandi cose. E o mundo hoje E il mondo oggi quer nos roubar ci vuole rubare a presença de Deus na nossa vida. la presenza di Dio nella nostra vita, Dando para nós, dando a nós, dandoci muitas coisas nas nossas mãos molte cose nelle nostre que mani parecem maiores do que as coisas que Deus nos dá. che sembrano più grandi delle cose che Dio ci dà. Mas eu quero ler com vocês Ma io voglio leggervi Romanos 12, versículo 2. Romani 12, versetto 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Não deem lugar àquilo que Satanás quer contar como história para vocês. Non lasciate posto a ciò che Satana vuole raccontarvi. A Bíblia diz que Jesus diz assim: La Bibbia dice che Gesù dice così: quem quiser vir após então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, se uno vuole venire dietro a me, renuncie-se a si mesmo, rinunci a se stesso, tome sobre si a sua cruz prenda la sua croce e siga-me. e mi segua. Talvez você pode pensar: Forse tu puoi pensare, por que Deus ele pede tanto de nós? perché Dio richiede tanto da noi? Ele quer que nós fazemos tantas coisas, renunciar a nós mesmos. Noi facciamo tante cose, rinunciamo a noi stessi, Mas Deus ele não me ama. ma Dio non mi ama, Deus não é um bom pai. Dio non è un buon padre, Deus o amor dele não é incondicional por nós. il suo amore non è incondizionato verso di noi. Por que ele pede para mim renunciar a todas as coisas que eu quero? Perché Lui ci chiede di rinunciare a tutte le cose che vogliamo? Porque a vontade dele Perché la sua volontà é boa, è buona, perfeita perfetta e agradável. e gradita. Mas Satanás, ele quer nos contar muitas outras coisas. Ma Satana ci vuole raccontare molte altre cose. Ele quer contar muitas outras histórias. Lui ci vuole raccontare molte altre storie. Ele quer encher a nossa mente. Lui vuole riempire la nostra Ele quer nos testa. mandar embora. Lui Quer nos mandar embora. ci vuole mandare via. Ele quer fazer com que nós desistimos. Lui vuole che noi desistiamo. Ele quer que nós desistamos do processo que Deus tem nos colocado. Lui vuole che noi usciamo dal processo in cui Dio ci ha messo. Deus quer que nós desistamos do propósito dele. Satanás quer que nós desistimos do propósito. Satana vuole che noi desistiamo del suo proposito. Mas Deus diz: Ma Dio ha detto: não deem voz a Satanás. non date voce a Satana, Porque é Satanás que fala. perché è Satana che parla. Mas entendam Ma capiate que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus che la buona, gradita e perfetta volontà di Dio é o melhor que Deus tem para vocês. è il meglio che Dio ha per É o voi. melhor que Deus tem para È il vocês. meglio che Dio ha per voi. Muitos dizem para nós do grupo de louvor aqui: Molti ci dicono a noi del gruppo di lode: por que não canta em português? perché non cantate in portoghese? Gente, eu amaria cantar só em português. Io vorrei tantissimo cantare in portoghese. É muito mais fácil. È molto più É facile. muito mais fácil. Olha, Gabi. Existem palavras que é impossível de traduzir. Ci sono parole che sono impossibili da tradurre. É impossível de cantar certas palavras. È impossibile cantare alcune parole. Nós desistimos de várias músicas Noi non abbiamo cantato molte musiche porque não conseguimos traduzir as músicas. perché non siamo riusciti a tradurre le canzoni. Mas olhando para essa nação Ma guardando questa nazione que nos acolheu, che ci ha essa accolto, nação que Deus nos trouxe, questa nazione in cui Dio ci ha accolto, nós temos que renunciar às nossas vontades noi dobbiamo rinunciare alla nostra volontà para que o povo italiano, affinché il popolo italiano, em uma só voz, in una sola voce, cantem junto com a gente. canti insieme a noi. Porque se nós viermos a este lugar Perché se noi veniamo in questo luogo e fazemos nossas vontades de brasileiros, e facciamo la nostra volontà di brasiliani, nós vamos cantar as nossas canções, noi cantiamo le nostre canzoni, fazer as nossas coisas facciamo le nostre cose e nós vamos distanciar o propósito de Deus para nossa vida.
e noi allontaniamo il proposito di Dio per la nostra Porque vita. italiano que nós ganhamos para o Senhor Jesus Perché un italiano che noi guadagniamo per il Signore Gesù é uma vitória para o reino de Deus. è una vittoria per il regno di Dio. São anos Sono anni de histórias di storie contadas na mente deles. Contadas na mente deles. contate nella sua mente, Era contada na mente. raccontate nella... São anos de histórias contadas na mente deles. Sono anni di storie raccontate nella loro E mente. quando você chega aqui E quando tu vieni qua com os teus 5 pães con i tuoi 5 e pani 2 peixinhos e 2 pesci e você entrega para o Senhor, e tu li dai al Signore, é a única coisa que você tem. è l'unica cosa che tu hai. A nação está com fome, La nazione ha fame, a multidão está com fome, la moltitudine ha fame, mas você ma tu não decidiu non hai deciso de guardar para você. di tenerli per te. Você decidiu de doar Tu hai deciso di donare, aquilo que você tinha, di donare ciò che tu tudo que hai, você tinha. tutto ciò che tu Renunciou tudo aquilo que você tinha hai, rinunciare a tutto Em fa- ciò che hai em favor da multidão, in favore della em moltitudine, favor dessa nação. in favore di questa nazione. Então, quando nós não cantamos, E così quando noi não cantamos, non cantiamo, nós queríamos cantar, noi vorremmo cantare, mas nós sabemos ma noi sappiamo que a nação que nos acolheu che la nazione che ci ha accolto merece merita ser acolhida por nós, essere accolta da noi, merece ser acolhida por nós. essere accolta da noi. O Espírito Santo de Deus Lo diz: Spirito Santo di Dio dice: o que tem o teu coração? che cosa c'è nel tuo cuore? O que tem roubado o lugar no teu coração? Cos'è che ha rubato il posto nel tuo cuore? O que se Deus pedisse hoje para você renunciar, Se Dio ti chiedesse oggi di rinunciare, o que você diria não? a che cosa tu diresti no? O que você diria assim, ó, mas por que Deus está me pedindo isso? Di cos'è che tu diresti? Ma perché Dio mi sta chiedendo Porque questo? muitas das vezes Perché molte volte nós damos desculpas. noi diamo scuse. Por quê? Perché? Porque Deus me ama. Perché Dio non mi ama. Porque Deus me ama. Perché Dio mi ama. Porque Ele iria me pedir algo tão grande assim? Perché Lui mi ha chiesto qualcosa di così grande. Porque Ele sabe Perché Lui sa o que tem o seu coração. che cosa c'è nel tuo cuore. E se você entregar tudo a Ele, E se tu consegni tutto a Lui, se você renunciar, se tu rinunci, se você pegar a sua cruz se tu prendi la tua e croce seguir a e Jesus, segui Gesù, a vontade dele, la sua volontà, que é perfeita, che è perfetta, boa buona e agradável, e gradevole, vai se cumprir na tua vida. si compierà nella tua vita. Então não se espante E quindi non aver paura se Deus se Dio pede algo para você, ti chiede qualcosa, porque Ele sabe perché Lui sa o que tem o seu coração. che cosa c'è nel tuo cuore. Ele sabe Lui sa o que tem o seu coração. cosa c'è nel tuo cuore. Amém? Amen. Amen. Non temere Não temer. se Dio ti chiede Se qualcosa. Deus te pede alguma coisa, La rinuncia è necessaria a renúncia é necessária per seguire Gesù. para seguir o Senhor Il Jesus. versetto che ha letto prima l'Andrea, O versículo que André leu, quello che si trova in Matteo: aquilo que se em Mateus, se uno vuole venire dietro a me, se quer vir atrás de mim, rinuncia a se stesso, renúncia a si mesmo, prenda la sua croce tome sobre si a sua cruz e mi segua. e me siga. Noi chi siamo? Nós quem somos? Siamo cristiani. Somos cristãos. Cristiani significa essere seguace di Gesù. Cristão significa ser seguidores de Jesus. Come seguire Gesù? Como seguir Jesus? Per seguire Gesù Para seguir Jesus, noi dobbiamo prendere la nostra croce, nós devemos pegar a nossa cruz, ma non possiamo mas não podemos prendere la nostra croce pregar a nossa cruz se prima se antes non rinunciamo a noi stessi. não conseguimos renunciar a nós mesmos. Gesù ha detto: Jesus disse: prima antes, rinuncia a te stesso, renúncia você mesmo, rinuncia alle tue passioni, renúncia às suas paixões, rinuncia ai tuoi desideri, renúncia aos seus desejos, rinuncia ai tuoi sogni, renúncia aos seus sonhos, rinuncia alla tua carne, renúncia à tua carne, rinuncia a tutto quello che ti allontana da me, renuncia tudo aquilo que te distancia de mim. rinuncia se devi Renuncia se você bebe. a farti quel piercing che volevi farti, Que voleva farti quel piercing?
Rinuncia se devi Renúncia se você deve a fare quel tatuaggio che volevi farti. a fazer aquela tatuagem que você queria fazer. Rinuncia se devi Renúncia se você deve a bere quello spritz in Piazza Bra con i tuoi amici. a beber aquele spritz na Piazza Bra com os teus amigos. Rinuncia Renúncia a guardare quella pornografia che magari volevi a guardare. guardar aquela pornografia que você queria ver. Rinuncia Renúncia a comprare quella gonna troppo corta a comprar aquela saia muito curta che può scandalizzare qualche persona. que pode escandalizar as pessoas. Rinuncia Renuncia a fare tutto quello a fazer tudo aquilo che può allontanare te que pode te distanciar o altre persone ou outras pessoas da Dio. de Deus. Per prima cosa, Primeira coisa, rinuncia a te stesso renúncia a si mesmo e successivamente e sucessivamente sei disposto a prendere la tua croce. pegue a tua cruz. Allora sì Então assim che potrai considerarti que você vai fazer se considerar un seguace di Cristo, seguidor de Cristo, un cristiano. cristão. La parola di Dio A palavra de Deus, nel testo in cui abbiamo letto no texto em que nós lemos, ci lascia una grande promessa. te deixa uma grande promessa. Voglio leggervi le ultime parti di ciò di cui abbiamo letto prima. Queria ler as últimas partes daquilo que nós lemos antes. Gesù Jesus disse: in verità vi dico em verdade vos digo, che non vi è nessuno que não é ninguém che abbia lasciato casa, que deixou casa, che abbia lasciato famiglia, que deixou família, madre, padre, figli, mãe, pai, filhos, che abbia lasciato campi que deixou campos, e che a causa mia, e por causa do meu evangelho, a causa mia o a causa del Vangelo, por causa de mim e do meu evangelho, il quale ora, que não receba in questo tempo, nesse tempo non ne riceva 100 volte tanto 100 vezes mais di case, de casas, di fratelli, de famílias, di famiglie, de irmãos, di campi, de campos, insieme a persecuzioni junto com perseguições e nel secolo XXI e nos séculos que vêm la vita eterna. a vida eterna. Ma come mi dirai? Mas como você pode me dizer? Io ho lasciato per Gesù Eu deixei por Jesus i miei genitori, os meus pais, o i miei fratelli, os meus irmãos, o i miei amici, os meus o amigos, la mia casa. a minha casa. Quanti di voi per Gesù Quantos de vocês por Jesus hanno dovuto rinunciare alla propria famiglia? vocês tiveram que renunciar à própria família? Io per Gesù Eu por ho Jesus dovuto rinunciare alla mia famiglia. eu tive que renunciar à minha família. Fino a oggi Até hoje la mia famiglia a minha família non accetta il mio essere cristiano. não aceita que eu sou cristão. Ancora di più non accetta il mio essere pastore. Eles ainda não aceitam que eu sou pastor. Ogni tanto mia mamma mi dice: Às vezes minha mãe me diz: potreste parlare un po' della Madonna o no? você poderia falar um pouco de Maria, não? Non accettano ancora pienamente questo. Eles não aceitam ainda plenamente isso. I miei fratelli Os meus irmãos non accettano pienamente questo. não aceitam isso ainda. I miei amici Os meus amigos, li ho persi tutti, eu perdi todos, tutti quanti, todos, a causa del Vangelo. por causa do evangelho. Ma io voglio dirvi una cosa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Io qua Eu aqui, ho trovato 100 volte tanto. eu achei 100 vezes mais. Se tu guardi intorno a te, Se você olha ao teu redor, forse che tu sei una persona che ha perso fratelli a causa del Vangelo, talvez você seja uma pessoa que perdeu os seus irmãos por causa do evangelho, o che ha perso amici a causa del ou Vangelo, que perdeu amigos por causa do evangelho, o che ha perso una casa a causa del ou Vangelo. que perdeu uma casa por causa do evangelho. Se questa sera, Se in questo tempo, dice Gesù, se essa noite, nesse tempo, diz Jesus, ti guardi intorno, você olhe ao teu redor, nelle facce delle persone intorno a te, no rosto das pessoas ao teu redor, tu puoi trovare un padre, você pode achar um pai, una madre, uma mãe, un fratello, um una irmão, sorella, uma irmã, un amico. um amigo. Se tu guardi queste mura, Se você olha para essas paredes, tu puoi trovare una casa. você pode achar uma casa. E sì, Gesù E se Jesus non ci ha mai mentito. nunca nos mentiu, Insieme a tutto questo, e junto com tudo isso, noi avremo anche persecuzioni. nós teremos também perseguições. La Bibbia ce lo dice.
A Bíblia nos diz, Gesù ce lo dice Jesus nos diz, e noi lo sappiamo bene. e nós sabemos bem. Noi viviamo persecuzioni ogni giorno. Nós vivemos perseguições todos os dias. Paolo, scrivendo nelle sue lettere, Paulo escrevendo nas suas letras, nos seus livros, dice che tutti coloro che seguono Gesù disse que todos aqueles que seguem Jesus soffrono persecuzioni sofrem perseguições. e noi soffriamo E persecuzioni. nós sofremos perseguições. Ma la promessa più grande, Mas a promessa più grande, la promessa più grande mas a promessa maior è che quando noi rinunciamo, é quando nós renunciamos, oltre che in questo tempo, além de em questo tempo, nesse tempo, ricevere 100 volte tanto nós recebemos 100 vezes mais. nel secolo che verrà, Nos séculos que virão, noi riceveremo la vita eterna. nós receberemos a vida eterna. Noi riceveremo la vita eterna. Nós receberemos a vida eterna. Noi riceveremo la vita Nós eterna. receberemos a vida eterna. Puoi dire alla persona vicino a te, Você pode dizer à pessoa que está perto de você, non temere di rinunciare. não temer que você tem que renunciar. Per quanto sembra difficile, Por quanto parece difícil, non temere di rinunciare, não temas em renunciar, perché presto porque logo tu riceverai la vita eterna. você vai receber a vida eterna. Amen. Amém? Amen. Amém? Io ti invito ad alzarti in piedi. Eu te convido a se levantar em pé. Terminiamo questo momento Nós vamos terminar este momento in cui credo neste momento em que eu acredito che lo Spirito Santo que o Espírito Santo possa aver parlato ai nostri cuori, falou no teu coração, lasciando meno difficile deixando menos difícil il rinunciare a qualcosa, de renunciar a alguma coisa, perché sappiamo porque nós sabemos che ciò che sta per arrivare que aquilo que está para chegar ne vale la pena, vale muito mais a pena. ne vale la pena. Vale muito mais a pena. Preghiamo insieme. Vamos orar juntos. Padre, nel nome di Gesù, Senhor, em nome do Senhor Jesus, io metto, Signore, davanti a te la tua Chiesa, eu coloco diante do Senhor a tua igreja, perché, Signore, tu possa renderla para que o Senhor possa fazer com que ela seja una Chiesa che non tema di rinunciare, uma igreja que não tema em renunciar, una Chiesa che non tema uma igreja que não teme di lasciare da parte de deixar de lado ciò che oggi ha rubato il tuo posto nel suo cuore, aquilo que roubou o teu lugar no seu coração, affinché il nostro cuore até que o nosso coração possa essere pieno possa ser cheio solo di te, somente de ti, solo del tuo spirito, somente do teu espírito, solo della tua presenza, somente da tua presença, sapendo che ogni rinuncia sabendo que cada coisa que nós renunciamos ne vale la pena, vale tanto, Senhor, perché noi abbiamo una grande speranza porque nós temos uma grande esperança, che è la vita que é a eterna. vida eterna. Nel nome di Gesù, Em nome de Jesus, benedici la tua Chiesa, Padre. Abençoa a tua igreja, Senhor. Amen. Em nome de Jesus, amém. Anche se non vedo cosa c'è davanti a me, io di te mi fido, anche se non vedo cosa c'è davanti a me, io di te mi fido, dammi un cuore che non c'è, dammi un cuore che non t'è, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere.
dammi un cuore che non teme, guidami, Signore, dammi un cuore che perdona, una fede. vorrei solo prendere un secondo per dire ciò che lo Spirito Santo sta ministrando al mio cuore in questo momento. E quando noi cantiamo tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre i miei limiti. A volte, proprio come ha detto la pastora prima, noi non capiamo i propositi di Dio, non capiamo forse il perché Lui ci ha portato in un altro paese, ci ha tolto dalla nostra comodità, dalla nostra casa, non capiamo il perché siamo in un certo lavoro, non capiamo il perché siamo attorno a certe persone, non capiamo perché Dio ha messo certe persone nella nostra vita. Ma io voglio dirti che va bene così, va bene non capire. Tu non devi sapere tutto, devi solo credere. Devi solo confidare che Lui è più grande di tutto, che Lui è fedele in ogni singolo passo, Lui è fedele ovunque tu sei, Lui è più che fedele. E a volte noi abbiamo questa mania di io non capisco perché. Non chiedere il perché, di Dio grazie, perché io so che in ogni tempo tu sei fedele, in ogni tempo tu ti stai prendendo cura di me. Anche se io non vedo, io so che tu ci sei. Anche se io adesso non vedo, un giorno io vedrò la tua fedeltà nella mia vita. E io credo che tu sei più che fedele con me. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti Oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti.
Forse tu in questo momento o in questa serata, finché parlavamo di queste rinunce, forse tu hai pensato, caspita, ci sono cose a cui non riesco a rinunciare. E se Dio mi chiede di rinunciare proprio a quello, e se Dio mi chiede di rinunciare a quella cosa che mi piace tanto fare, Se Deus me pede para renunciar a algo que eu gosto muito de fazer, se Dio mi chiede di rinunciare a quella cosa che io senza quella non so stare, se Deus me pede para renunciar àquela coisa que sem ela eu não posso ficar, come farò? como eu vou fazer? Voglio dirti una cosa, Eu quero te dizer uma coisa. purtroppo Às vezes più una cosa ti piace, mais você gosta de uma coisa, più una cosa ti sembra irrinunciabile, mais uma coisa parece irrenunciável. e forse è proprio quella Talvez é ela mesmo che Dio ti chiederà. que Deus vai pedir para você. Ma abbiamo appena cantato una cosa, A gente acabou de cantar uma coisa, che Dio que Deus ci può portare oltre i nostri limiti. pode nos levar além dos nossos limites. Gesù ha detto una cosa parlando con i suoi discepoli Jesus disse uma coisa falando com os seus discípulos, nel testo che abbiamo letto prima. no texto que a gente leu antes. All'uomo Para o homem non è possibile, não é possível, ma a Dio, mas para Deus, tutto è possibile. tudo é possível. Metti davanti al Signore Coloca diante de Deus ciò che tu non riesci a rinunciare. aquilo que você não consegue renunciar. Mettilo davanti al Signore. Coloca na frente de Deus. Mettilo davanti ai piedi di Gesù. Coloca aos pés de Jesus. Mettilo davanti alla sua croce. Coloca na frente da cruz, Perché a Dio tutto è possibile. Para Deus tudo é possível. Se tu non ce la fai, Se você não consegue, Dio ti aiuterà. Deus vai te ajudar. Dio ti porta oltre Deus vai te levar além dei tuoi limiti. dos teus limites. Amen. Amen. Il Signore Gesù questa sera possa aver toccato il tuo cuore, Que o Senhor Jesus possa ter tocado o teu coração essa noite. possa aver parlato in una terra fertile Possa ter falado num terreno fértil. e che ognuno di noi Que cada de nós possa uscire di qua, possamos sair daqui, começando a vivere una vita a viver uma vida più di rinunce, de mais renúncias, ma anche più di spirito, mas de mais espírito também. di più rinunce, De mais renúncias, ma di più potere di Dio nella propria vita, mas de mais poder de Deus na nossa vida. di più rinunce, De mais renúncias, ma con la certezza mas com a certeza della vita eterna. da vida eterna. Amen. Amen. Stiamo per finire il nostro culto. Chiedo di accendere le luci perché abbiamo da festeggiare i nostri compleanni. Chi ha compiuto gli anni questa settimana? Lo so, abbiamo andato a chiamare. Qualcun altro oltre alla missionaria Giosiana ha compiuto gli anni? La Geula ha compiuto gli anni. Per la terza settimana di fila la Geula ha compiuto gli anni. Stiamo aspettando la missionaria Giosiana. Puoi dire che non si va a casa finché non sale sul pulpito. La dobbiamo prendere di forza. Bisogna fare il nostro momento finale che tutti quanti aspettiamo. Anche se non ci sono compleanni, ci inventiamo un compleanno per fare questo momento. Forse Luciano ha compiuto gli anni e si sta nascondendo. Hai compiuto gli anni, Luciano? Settembre? Ah, manca poco, dai. 4 settembre? Tutte le persone compiono gli anni quella prima settimana di settembre. C'è più gente qua che giù. Niente, missionaria Giosiana. La missionaria Giosiana è di là del vetro. Allora cantiamo più forte, così ci sente fino di là. Cantiamo per la missionaria Giosiana
che ci sta ascoltando al di là del vetro. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Josie. Tanti auguri a te. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Bene, preparatevi chi compie gli anni questa settimana, perché la settimana prossima vi vogliamo qua sopra. Amen. Possiamo concludere il nostro culto, possiamo chiedere a Dio che benedica la nostra settimana. Amen. Allora che il Signore Gesù possa riempire la vita di ognuno di noi, riempire la casa di ogni famiglia qua rappresentata in questa settimana. Che le sue benedizioni, che la sua presenza, che il suo spirito, che porta gioia, che porta pace, che porta allegria, che porta salute, che porta serenità, possa riempire le nostre case e concederci una settimana benedetta. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Che Dio ci benedica nel nome di Gesù.